vincitrice questa campionato italiano di corpo sprint individuale davanti a Sara Papais. Al terzo posto per Hanno vinto sicuramente due giovani atleti che si stanno mettendo in mostra, quindi con Beatrice Mallozzi nel femminile e Borraschi qui oggi nel maschile. Quindi due giovani atleti che saranno i prossimi atleti che gareggeranno nel futuro nelle gare anche sempre più importanti. Comunque tutti gli arrivi sono stati atleti giovani, quindi sono contento. È una bella gara, tanta partecipazione, molti atleti, anche nel femminile 150 donne, nonostante appunto una data anticipata. Una bella gara che si è svolta secondo le migliori prospettive che potevamo augurarci. Siamo molto orgogliosi, anche quest'anno abbiamo rinnovato un accordo con Silca e con la federazione per le manifestazioni di duathlon e anche di triathlon. Il triathlon lo avremo ospite nel mese di maggio, il duathlon sarà in questo weekend, quindi sabato e domenica. Oggi è stata una gara molto importante. Una gara ricca, una gara che ci ha dato molte soddisfazioni, uno per il numero degli atleti che hanno partecipato, due anche per i risultati che si sono ottenuti. Siamo molto orgogliosi di questo, qualche giorno fa abbiamo proprio concluso con la federazione un accordo triennale e quindi Caorle è sempre all'avanguardia per quanto riguarda lo sport, tutti gli sport e quindi anche il triathlon e il duathlon. Oggi è stata una gara un po' difficilina, però si è conclusa nel migliore dei modi, causa un po' il tempo e il vento che c'era in riva al mare, però i risultati sono stati ottimi e quindi siamo molto orgogliosi di tutta la giornata sportiva. Effettivamente il vento ci mancava, abbiamo organizzato tante manifestazioni anche sotto la neve e la pioggia, ci mancava il vento, è una situazione difficile e anche pericolosa per certi aspetti, quindi bisogna mettere tutto in sicurezza e tante cose non sono neanche state fatte proprio perché non facevano parte di un protocollo di sicurezza accettabile. Però vedo che tutto sommato è tutto filato liscio, le cose sono andate bene, gli atleti sono soddisfatti, gli accompagnatori pure. Diciamo che abbiamo fatto il minimo indispensabile per le condizioni del tempo, ma tutto è filato liscio e quindi quando si lavora bene così, poi c'è anche il sole per fortuna, sono soddisfatto di tutto il mio gruppo, dello staff. Un ringraziamento particolare però va sicuramente alla protezione civile di Caorle che assieme ai vigili di Caorle e ai nostri volontari hanno presieduto tutti gli incroci sulle strade, quindi anche sotto questo aspetto la collaborazione con il Comune di Caorle sta funzionando al meglio.